Urne chiuse, i conti sono presto fatti, nessun quorum raggiunto per i 5 referendum. In Italia complessivamente è andato a votare poco più del 30% degli aventi diritto. Spicca in negativo il Veneto, 26,21%, quarta regione dove si è votato di meno. Prima la Toscana con oltre il 38%. Nella nostra regione la provincia con la maggior affluenza è stata Padova con quasi il 29%, a seguire Venezia al 28%, Vicenza, Rovigo, Treviso, Belluno e Verona ferme a circa il 24%. Esulta il centrodestra, nei social di Fratelli d'Italia ha condiviso un post con la scritta "Avete perso". Soddisfazione anche all'interno della Lega. Una Caporetto clamorosa di PD, CGL, 5 Stelle e compagni vari. Gli italiani non sono caduti nella trappola e non sono andati a votare un referendum di cui non sentivano assolutamente il bisogno. La cittadinanza va meritata e vanno portate avanti delle leggi che vanno anche a restringere quelle che sono le concessioni di cittadinanza, che sono già troppe nel nostro paese. Nessun bisogno dunque, secondo Villanova, di abrogare delle leggi volute dal PD di Renzi. Questo è un messaggio veramente speciale rivolto alla sinistra. È un messaggio verso chi ha boicottato l'autonomia, verso chi ha raccolto le firme contro un referendum che quella volta sì ha raggiunto il quorum, con il 98% dei veneti che hanno votato a favore dell'autonomia, e che PD e CGL volevano abrogare con questi stessi referendum. Una chiamata alle urne che rafforza la coalizione di centrodestra, secondo il governatore veneto Zaia, che ribadisce come il mancato quorum legittimi di fatto l'azione di governo, ma anche la coesione e la credibilità della coalizione. Attaccano gli altri sindacati, Roberto Toigo, segretario generale della UIL, sottolineando come la scarsa affluenza alle urne porti ad alcune riflessioni. Prima, l'eccessiva politicizzazione dei referendum ha fatto perdere il senso dei quesiti. Di battaglia anacronistica che non affronta le criticità del presente invece parla la CISL. Dalla CGIL arriva la missione della sconfitta a commentare per primo il segretario Landini, promotore dei referendum, per cui l'obiettivo era raggiungere il quorum. Si riparte da qui anche secondo il segretario del sindacato a Treviso. Noi valutiamo questo come una situazione non positiva, ma come un dato di partenza per continuare a proporre la nostra idea di lavoro e di tutela dei lavoratori. Non viene negata la difficoltà di promuovere i referendum. Per molto tempo si è fatto fatica ad affrontare il tema in maniera, come dire, esplicita, in maniera ampia, e molto probabilmente tanti cittadini non hanno avuto un'informazione corretta.